maggioranza, mentre assente tutta la minoranza. Comunicazioni del sindaco sono brevi, siamo al Consiglio Comunale che deve essere approvato per legge entro il 31 di luglio, non l'abbiamo fatto il 1 agosto per le questioni di presenza di tutti i consiglieri. I punti all'ordine del giorno sono abbastanza semplici e veloci, e la cosa invece che ritengo importante, perché sarà sempre parlato da circa 2 anni sul discorso della povertà, che ormai è evidente, anche sacche di povertà che sono evidenti nel nostro comune, gente che è in difficoltà estrema sia per questioni di alloggio abitativo, sia per il pagamento delle tasse, sia anche per risolvere piccoli problemi di questione familiare. Spesso qui in comune si incontra questa gente e noi, avvalendoci anche di altre esperienze fatte in altri comuni, abbiamo deciso di istituire l'istituzione di un microcredito di solidarietà con l'approvazione di un regolamento che credo che sia importante, in modo anche d'altronde il bilancio avevamo stanziato 50.000 euro proprio per quello che poteva essere l'aiuto al sociale. Proviamo a vedere se attraverso questo regolamento possiamo anticipare dei soldi per le estreme necessità e urgenze, che però verranno in qualche maniera restituiti anche attraverso quelle che possono essere prestazioni d'opera occasionali, se in un'altra maniera non ci sarà la possibilità di avere. Ritengo quindi un consiglio comunale al di sopra di tutto importantissimo. Poi abbiamo anche il regolamento cosa per le modifiche, in modo da poter dare alla Giunta la possibilità ogni anno di determinare quelli che sono gli importi tariffari, quindi agevolare ancora maggiormente i nostri cittadini, cercando di eliminare le maggiori tasse comunali possibili per quanto ci è consentito, dando così modo alla Giunta, prima di cominciare l'anno finanziario, il bilancio finanziario, poter rivedere le tariffe soltanto in maniera, devo dire, propositiva, l'abbassamento, addirittura levare forse quelli che possono essere poi la tassa sui punteggi, il discorso dei soldi pubblici, vanno rivisti un po' come regolamento, comunque sempre non a titolo oneroso, i passi carnabili, insomma tutte quelle che sono le tasse comunali, cercare di arrivare a una riduzione o addirittura un azzeramento qualora possiamo renderlo al più presto operativo. L'altra modifica importante è un contributo previsto per l'urbanizzazione secondaria relativa a chiese ed altri edifici di servizi religiosi, centri civili e sociali, amministratori culturali e sanitari. Questo abbiamo fatto l'approvazione dello statuto, estendendo anche qui una cifra che era il contributo doveva essere dell'85%, attraverso il regolamento lo portiamo al 100%, perché spesso vengono proprio a mancare questo 15% per arrivare a attivare certe forme di contributo che sono necessarie. Quest'anno ad esempio questi soldi verranno, essendo state fatte le domande come da regolamento precedente, entro giugno verranno realizzate 2 importanti cose, una per la chiesa di Saragiolo e l'altra per la Madonna di San Pietro. Anche qui c'è stato fatto uno stanziamento di 50.000 euro, quindi rimettere a posto anche quelli che sono i nostri beni culturali e religiosi in un comune che si rispetti, credo che sia un dovere, un obiettivo che ci dobbiamo porre. Quindi queste sono le comunicazioni del sindaco. Incomincio con il secondo punto dell'ordine del giorno, con l'approvazione per varie sedute precedenti. Chi approva? Si dà per approvato all'unanimità. Il terzo punto è il documento di programmazione 2017-2019, approvazione di che fare? Richiedo la votazione per l'approvazione del verbale del precedente, perché sarà assentato uno, quindi all'unanimità ci siamo tutti. Il documento unico di programmazione è quello strumento del quale già nell'aprile scorso, in sede di approvazione del bilancio pluriennale 2016-2018,
avemmo modo di discuterne. E si compone, questo qui sostituisce quella che era la vecchia relazione programmatica, previsionale e programmatica del bilancio, viene sostituita con questo strumento. Si compone di due sezioni, una strategica e una operativa. Quella strategica ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, mentre quella operativa si riferisce al bilancio di previsione. Questo strumento nella sostituzione si gestisce attraverso quelle che erano vengono chiamate le missioni che a livello di Stato vengono individuate il numero 99, e per l'attuazione delle nostre attività programmatiche e strategiche di mandato ne attiviamo solo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, solo 15 delle 99 che sono quelle attinenti alla nostra strategia. Tra le strategie che troveremo nel documento, nella descrizione delle missioni, quella a cui avevamo puntato maggiormente ci è sembrata quella che abbiamo definito amministrazione trasparente, che è quella che ha coinvolto i cittadini nei vari interessi di programma dell'amministrazione, partendo dalla geotermia, urbanistica, ambiente, territorio. Sono tutte quelle che vengono portate e attivate in collaborazione con queste commissioni di cittadini. Per quanto riguarda invece la parte seconda, quella strategica che si riferisce poi alle vere opere che noi andremo a realizzare, si lascia tutto inalterato rispetto a quello che avevamo programmato ad aprile nel bilancio 2016-2018. Per il 2019, siccome è l'anno di rinnovo delle elezioni, non intendiamo per ora dare delle indicazioni specifiche. La programmazione dei lavori delle opere pubbliche va di su. Entro l'anno dovremmo fare una nuova programmazione che è indipendente da questa del documento di programmazione. Praticamente è lo stesso dell'aprile 2016. L'obbligo qual è? Quello di riportarlo. Siccome siamo a regime rispetto agli anni precedenti, l'obbligo è quello che la Giunta lo presenta al Consiglio entro il 31 luglio. Quindi questo è il Consiglio primo utile per la presentazione di questo documento. Bene, si dà per approvato. Chi approva? Quarto punto, Agenzia Provinciale per l'Energia e l'Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile, SDL, istiga la PEA, scissione parziale mediante trasferimento di parte di patrimonio della società. Agenzia Provinciale per l'Energia e l'Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile, istiga la PEA, società di responsabilità limitata di nuova costituzione, terra di Siena, l'APA SRL, preso l'atto e determinazioni. A questo l'atto dovuto lo sta facendo tutti i consigli regolari della provincia di Siena, essendoci venuto a mancare dal punto di vista legislativo delle competenze a questa società che è Energia Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile. Questa società è stata scissa in due e rimane prima non più per l'energia, ma quella lì è una programmazione per accedere poi. Questa società si interesserà come un gruppo di studio di cui i comuni si possono avvalere per attivare procedure di finanziamenti sia a livello italiano del governo sia a livello della Comunità Europea, per cui va in approvazione dei consigli comunali proprio perché era costituita questa società da parte di tutti i comuni. Questa scissione quindi è un obbligo, insomma, è un'ottemperanza che i
Consiglio Comunale di Castagnaro intende prendere, perché ritiene che potremmo avvalerci anche noi di questa nuova società proprio per quelli che sono i finanziamenti o gli studi su come ricercare questi finanziamenti. Comunque vi leggo il dispositivo della delibera di prendere atto della scissione parziale proporzionale mediante trasferimento delle parti del patrimonio e precisamente il patrimonio allocato dal compendio che si occupa dei servizi in materia di sviluppo economico e sociale della società partecipata PEA ad una società a responsabilità limitata e non costituzione denominata Terre di Siena Lab SRL, quella di cui parlavo prima, come risultante dell'atto di scissione del 2001-2016 erogata dal dottor Riccardo Colpini, cioè di approvare il testo dello statuto modificato della società PEA SRL che si allega come parte integrante sostanziale presente ovviamente allegato, di esercitare una società di diritto di recesso della scissa PEA SRL destinata a svolgere la propria attività in materia di ambiente, energia, riserve naturali e protette, stante la non indispensabilità del mantenimento di tale partecipazione per il proseguimento della finalità istituzionale dell'ente, con conseguente rimborso della propria partecipazione nell'azione patrimoniale. Quindi non si chiede si recede da PEA, cioè la volontà del Consiglio Comunale si chiede di ricevere da PEA per andare alla costituzione dell'altra società. Si confermare la partecipazione in Terre Siena Lab, come avevo detto nel dispositivo precedente, di approvare lo scambio di convenzione quadro e il catalogo dei servizi di Terra Siena Lab e la gestione in forma associata del servizio europeo di area vasta e di rimandare agli uffici comunali competenti il compimento di ogni ulteriore atto necessario al conseguente e presente deliberato. Quindi la convenzione noi come quota anno abbiamo 2.000 euro all'anno, come tutti, IVA compresa, al netto di IVA. Ogni anno la nostra partecipazione a questa società è di 2.000 euro all'anno. Come vedo praticamente siamo nella sorte insieme a tutti gli altri comuni come non fatti. Quindi chi approva? Approvato all'unanimità. Mediante eseguibilità della delibera. È praticamente una modifica allo statuto della società Patto 2000. La società Patto 2000 era una società consortile che era costituita dalle regioni Umbria, Toscana e Lazio. Dentro a questa società c'erano le province, le camere di commercio e i comuni con l'obiettivo di programmazione di progetti di area vasta. Questa società era nata con una scadenza temporale a dicembre 2015. A questa scadenza la società ha chiesto a tutti i soci la possibilità di decidere se riprorogarla fino al 2025 o chiuderla definitivamente. La chiusura che avrebbe comportato che tutta la serie di progetti e tutte le iniziative in campo alla data del dicembre 2015 avrebbero avuto un iter non si sa come. Quindi nell'assemblea del giugno 2016 i comuni, i soci, hanno deliberato la proroga di questa società fino al 2025. Insieme a questa proroga si è quindi la prima cosa che è stata modificata era la data di scadenza. Conseguentemente però lo statuto deve essere anche questo uniformato e adeguato alla nuova società. È stata proposta una bozza di statuto e su questa bozza di statuto modificato ogni socio dovrà partecipare all'assemblea che si terrà presumibilmente a ottobre per ratificare le modifiche statutarie.
L'atto quindi che si prende oggi è la conferma della società e dell'atto del giugno 2016 che proroga la società fino al 2025 e l'autorizzazione al sindaco o delegato ad andare all'assemblea prossima che si terrà molto probabilmente a ottobre per l'approvazione delle norme statutarie allegate a questa deliberazione. Questo è Una parentesi su questo bando 2000, il comune di Piancastagnaio ha ricevuto già un finanziamento che è stato poi in fase di esecuzione, che è manufatto nella miniera del Severo, mi sembra quanto si è ottenuto 100.000 euro. È stato uno dei pochi comuni che ha ottenuto questo finanziamento, per cui portare avanti questa strategia riteniamo che sia necessario. Che approva all'unanimità. Ci sono 2 ratifiche, anche questo punto 6, punto 7, le passo al regioniere. La prima ratifica che si porta in approvazione del bilancio è una ratifica della delibera del decreto comunale numero 40 dell'8 giugno. Come ricordo, le delibere di variazione prese dalla Giunta Comunale devono essere ratificate dal Consiglio entro 60 giorni dall'approvazione, quindi siamo ancora entro i termini per la ratifica. E con questa delibera praticamente noi abbiamo preso atto nel bilancio della conclusione di un lungo processo di provvedimento che ha visto contrapposti l'amministrazione comunale di Piancastagnaio nell'ufficio tributi e la Enel Green Power per un accertamento di violazione ICI che gli è stato sollevato. Siamo giunti dopo un paio d'anni di liti e trattative alla definizione della vicenda e con questa definizione quest'anno l'ENEL ha riconosciuto come prima tranche al comune di Piancastagnaio una somma di 340.000 euro di maggiore imposta relativa all'ICI e all'IMU dagli anni 2008 al 2015. Quindi il comune ha applicato in entrata questa somma e ha previsto i metodi di utilizzo. Tra questi questa somma è stata utilizzata praticamente tutta la quota relativa al tributo in parte capitale, quindi per finanziare degli investimenti, mentre sono stati stanziati in parte corrente le somme necessarie per gli onorari dell'avvocato che ci ha tutelato e assistito in questa vicenda e della società che ha svolto i servizi relativi al calcolo del valore effettivo delle centrali stesse. Quindi praticamente si è apportato al bilancio di previsione 2016 un incremento di 341.000 euro circa. Prova. Portiamo alla ratifica, è una delibera della delibera di giunta comunale numero 53 dell'8 luglio 2016 e con questa delibera praticamente si stornano 25.000 euro dalla realizzazione di interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche della rocca olandese e Piazza Dante, che risultavano in eccesso perché erano stati riferiti anche altri finanziamenti nel frattempo, e si spostano questi 25.000 euro sulla realizzazione del cambiamento del cimitero comunale. È molto semplice, quindi questa non c'è un incremento del pareggio di bilancio, ma
si spostano solamente delle somme da un intervento a un altro. Si approva. Anche questo passa alla riunione, verifica e quindi assestamento di bilancio e approvazione. Questa è una delibera obbligatoria e la norma prevede che i consigli comunali debbano entro il 31 luglio di ogni anno verificare lo stato di attuazione dei programmi, verificare e soprattutto verificare che non vi siano cause o pericoli per la salvaguardia degli equilibri, quindi perché devono verificare che il bilancio si possa mantenere in equilibrio tra entrate e uscite. In questo senso gli uffici hanno svolto una verifica appunto tra le poste in entrata e in uscita, verificando che al momento le entrate quindi sono coerenti con le previsioni e quindi non si manifestano cause di possibile disequilibrio. Ne ha dato atto anche il revisore dei conti nella sua relazione e in questa sede sono stati anche apportati alcune variazioni di bilancio relative a capitoli che sono risultati in sofferenza e quindi che sono stati incrementati prelevando fondi da altri capitoli dove invece le previsioni erano state più generose. E questo è l'assestamento di bilancio. Anche su questo assestamento di bilancio il revisore dei conti ha dato un parere favorevole, per notare comunque che questi valori non sono di grande rilievo, sono tutti quegli assestamenti di piccola entità che servono proprio per mantenere la gestione corrente con le effettive necessità quotidiane. Si approva. Si approva. Regolamento, il nuovo punto dell'ordine del giorno, regolamento per la ripartizione e l'assegnazione delle dotazioni di contributi previsti dall'articolo 120, quarto comma della legge toscana, la realizzazione di interventi di urbanizzazione secondaria relativa a chiese, altri edifici per servizi religiosi, agenti civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie, la modifica. Allora, questo regolamento era un vecchio regolamento, come l'ho messo prima nella presentazione del regolamento. Scusi, ma sono funzionale. Mi dicevo, questo regolamento è un vecchio regolamento del Comune di Piancastagnaio, che nella comunicazione del sindaco ho preannunciato, in cui era ammissibile un finanziamento per le chiese, gli istituti religiosi, per i centri civici, sociali, attrezzature culturali e sanitarie soltanto una volta fatto il progetto e la rendicontazione il Comune poteva erogare l'85%. L'abbiamo variato visto che disponibilità di soldi in questo Comune ora ce ne abbiamo anche attraverso altre risorse, dicendo che il contributo è ammissibile al 100%, quindi abbiamo variato del 15% in più, praticamente possiamo erogare totalmente le cifre spese per questi motivi senza decurtare di questo 15%. Questa è l'unica variazione che è stata fatta. Gli interventi ammessi quest'anno sono soltanto i due, uno per la chiesa di San Regione e l'altro per la chiesa della Madonna di San Pietro, che verranno equamente ripartiti per arrivare a questa cifra stanziata nel bilancio del Comune di Piancastagnaio. Quindi daremo atto agli uffici di questa variazione del cambiamento per fare poi l'erogazione a questi che sono questi edifici di culto. Chi approva? Approvato all'unanimità.
resoconto gestione cosa per modifiche e riapprovazione. Anche questo l'avevo promesso nella comunicazione del sindaco. Potrebbe sembrare una cosa abbastanza semplice, fatta quasi di prassi, invece secondo noi anche questo è un provvedimento che riteniamo importante, perché facilita in questa maniera, senza arrivare ogni volta a cambiare i regolamenti, dando una delega alla Giunta secondo quelle che sono le necessità di bilancio, in maniera tale da agevolare attraverso quelle che sono le tasse comunali ai nostri cittadini. La Giunta di anno in anno, prima del bilancio, verifica quelle che sono le disponibilità per cercare di abbassare, queste almeno sono le nostre intenzioni, di abbassare quelle che sono le tasse comunali, se non addirittura eliminarle del tutto dove se ne vede o se ne risente la necessità. Quindi questo regolamento è stato variato in diversi punti proprio per arrivare però a questo obiettivo di cui ho fatto menzione ora. Che approva? Approvato all'unanimità. 11° punto. Istituto medio credito, straordinarietà, approvazione del regolamento. Questa invece è una cosa completamente nuova che il Comune di Piancastagnaio intende applicare, anche perché noi in bilancio quest'anno avevamo messo 50.000 euro per quello che poteva essere il disagio sociale della nostra popolazione, per cui abbiamo voluto fare un regolamento per vedere come poter erogare in qualche maniera anticipare questi soldi. Noi abbiamo fatto questo regolamento comunale che è stato firmato dalla responsabile dei servizi sociali che sono delegati alle comuni. Riteniamo però che seppur questo atto è un atto devo dire puntuale e preciso, io posso, se volete ve lo leggo tutto. Come ho detto, è un atto importante perché il Comune di Piancastagnaio stanzia sulla base delle disponibilità di bilancio di ciascun anno un apposito fondo per l'anticipazione di somme destinate a politiche di sostegno al reddito di famiglie con difficoltà economiche per fronteggiare le conseguenze sociali della crisi economica che investe il territorio. Il presente regolamento disciplina la concessione e la gestione di contributi erogati a titolo di prestito d'onore dal Comune di Piancastagnaio a favore di cittadini che versano in situazioni temporanea di difficoltà economica a seguito di eventi di carattere non ordinario, contingente o legati a momenti particolari del ciclo della vita familiare. L'articolo 2 dice: requisiti per l'ammissione al prestito d'onore. Aver compiuto 18 anni di età, essere cittadino italiano, essere cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea in possesso di attestazione di qualche soggiorno, essere cittadino di altro Stato non aderente all'Unione Europea a condizione che sia in possesso del certificato storico di residente da almeno 10 anni nel territorio nazionale, essere residente nel Comune di Piancastagnaio da almeno 3 anni all'atto della presentazione della richiesta e di non aver presentato richiesta di cancellazione della stessa, essere in possesso di un'attestazione con valori ISEE in corso di validità alla data di scadenza di bando, che sia per l'anno 2016 pari al 2005 non superiore a 20.000 e negli anni successivi a valori ISEE inferiori o superiori saranno determinati dalla Giunta comunale, non godere di altre agevolazioni della stessa natura erogate da altri soggetti pubblici e privati, fatte salve le agevolazioni di carattere fiscale, non avere situazioni ebitorie che evidenziano la struttura e incapacità dell'importo del prestito d'onore. La domanda potrà essere presentata da qualche soggetto del nucleo familiare. Le spese ammesse sono il prestito d'onore destinato a far fronte a situazioni di credito sociale caratterizzate da temporanea difficoltà contingente economica in una fase di assestamento della condizione familiare, alloggiativa, scolastica, formativa, lavorativa e di salute, presenza di opportunità volte al superamento delle difficoltà attuali e all'attivazione di risorse del soggetto richiedente dei territori familiari,
titolo esemplificativo possono costituire motivo per l'attivazione del prestito del loro le seguenti situazioni: soluzione del problema alloggiativo, ad esempio anticipo mensilità affitto alla stesura del contratto, acquisto prima revoca, formazione e qualificazione professionale, in particolare riferimento al rientro al lavoro dopo la maternità o dopo la separazione o divorzio, dopo assenza dal mondo del lavoro dovuta a motivi non indipendenti dalla volontà, spese legate all'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo e volte a conseguire la regolarità della frequenza, adozione di uno o di più figli, anticipo spese per assistenza domiciliare, compresa l'assunzione di operatori domiciliari per anziani non autosufficienti e inabili, in attesa dell'erogazione dell'assegno di accompagnamento o altra forma di istituto, piccole ristrutturazioni o adeguamenti dell'alloggio da ritenersi indispensabili ai fini del mantenimento o miglioramento della salute, spese per il congiungimento familiare, spese legate a problemi sanitari non assicurate dal Servizio Nazionale e non garantite da altra forma assicurativa. Altre situazioni possono determinare il raggiungimento dell'autonomia con particolare adeguato esercizio degli impegni genitoriali di cura e sostegno a parenti conviventi in situazioni di dipendenza o autosufficienza, a percorsi di recupero e inserimento sociale. Le situazioni di cui commi precedenti e le entrate da spesa da sostenere devono essere puntualmente e regolarmente documentate al bando della domanda, al momento del bando. Poi c'è la pubblicazione dei bandi e presentazione di domanda. L'amministrazione comunale in fase di approvazione di bilancio annuale stanzierà la somma a disposizione della presente misura, noi questi l'abbiamo già stanziati. L'ufficio preposto successivamente alle definizioni delle somme disponibili da parte dell'amministrazione comunale approverà annualmente il bando per la presentazione delle domande al prestito dell'onore e la motoristica relativa. La domanda del prestito dell'onore dovrà essere presentata al comune Castagnaio, Rione Comune Magnata Valdoccia, se il provvedimento è gestito dalla funzione associata sociale, in modo che la domanda dovrà essere finalizzata a dimostrare l'esistenza dello stato di difficoltà economica e dovrà essere validata la documentazione relativa alle circostanze contingenti per i quali viene richiesto il prestito d'onore. Qualora le domande siano regolari o incomplete, l'ufficio proposto provvederà a chiedere la documentazione mancante. Se la stessa non perviene entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda si considera decaduta. Criteri per l'unità delle domande: essere anziani almeno oltre 65 anni solo, nucleo monocilitari, famiglie numerose, nuclei composti con una presenza una condizione accettata di handicap grave, nuclei familiari attesa di un figlio o in possesso di diritto di adozione, nuclei familiari in cui i figli sono ancora all'interno del percorso scolastico. A parità di punteggio sarà dare priorità alle domande con ISEE inferiore. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio delle domande. L'istruttore delle domande sarà un'apposita commissione composta dal responsabile del servizio sociale comunale della funzione associati sociali, presso la funzione presidente del coordinatore sociale, dell'assistente sociale del territorio, dal responsabile del servizio finanziario comunale, valuterà le richieste pervenute procedendo all'istruttore delle stesse verificando la competenza e la regolarità. Prevede altresì l'attribuzione di punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui l'articolo 5 del presente regolamento. La Commissione approva il piano personalizzato e l'istruzione del piano di onori. Saranno erogati prestiti fine al esaurimento della disponibilità stabilita annualmente dall'amministrazione comunale. L'entità del contributo, previa verifica della sostanza dei requisiti, il prestito d'onore sarà accordato un importo minimo da 100 euro, ma comunque fino a un tetto massimo di 3.000 euro per nucleo familiare. Il pagamento del prestito sarà effettuato in unica soluzione con un'apposita comunicazione inviata al beneficiario da parte del servizio proposto. Poi c'è la restituzione del prestito d'onore. La restituzione del prestito d'onore inizierà non prima del 7° mese successivo alla data di liquidazione del contributo concesso. Il prestito non provvede nessun tipo di interesse né a tasso zero, senza alcuna spesa ad onere a carico del beneficiario. La restituzione del prestito d'onore dovrà avvenire in un periodo massimo di 36 mesi, secondo le modalità che saranno concordate caso per caso, prima dell'erogazione del contributo stesso, in base alle esigenze e alle possibilità del beneficiario, sulla base del piano personalizzato. Tali modalità di restituzione potranno essere riviste dalla Commissione proposta. Qualora il richiedente di faccia richiesta e sostituito alle ragioni per l'instaurarsi di tali generi di rapporto, si potrà sostituire all'imposto delle rate mensili o dell'intero importo del prestito l'esecuzione di prestazioni di lavori occasionali
nella forma di voucher, IPS o in altre forme previste dall'amministrazione nei limiti o alle condizioni previste dalla normativa vigente. In questo caso il compenso sarà liquidato dall'interessato con il vincolo di versamento al TSL comunale a titolo di istituzione prestito d'onore. Articolo 10. L'adempienza alle istruzioni in caso di reiterate e giustificate inadempienze all'utilizzazione prestito d'onore nei confronti dell'utente che non provvederà al versamento di quanto dovuto nei termini concordati dal patto di solidarietà. L'ufficio proposto provvederà a trasmettere apposto l'avviso di sollecito. Nel caso in cui, nonostante le viole del sollecito, la situazione di inadempienza ingiustificata continua a sussistere, si procederà alla riscossione quantive senza vigenti disposizioni, provvederà a recupero delle somme già erogate, compresi gli interessi legali della data di erogazione a quelle di restituzione e prestito stesso. La mancata restituzione del contributo comporterà altresì l'impossibilità per i richiedenti di godere di qualsiasi altra prestazione assistenziale da parte dei comuni che dipende dalla valutazione di sua competenza. Il presente regolamento entra in vigore al risultato delle deliberazioni di approvazione da parte del Consiglio Comunale di cui costituisce parte integrante. Il presente regolamento viene pubblicato all'albo pretorio. Io ho letto tutto questo regolamento perché avendolo letto in genere, avendo parlato con il capogruppo di maggioranza, il capogruppo voleva proporre 2 emendamenti. Avverto però per estrema chiarezza che tutto il regolamento che è stato listato dal funzionario competente, quindi che ha dato il parere favorevole al funzionario, rimane tale e quale e è responsabile, cioè c'è la responsabilità del funzionario che lo ha sottoscritto, eccettuato per le 2 emendamenti che vengono proposti al Consiglio Comunale. Qui il Consiglio Comunale è responsabile di questi 2 emendamenti, cioè non lo è più responsabile di questi 2 emendamenti che andiamo a variare, ma è responsabile il Consiglio Comunale, perché sono cose che abbiamo voluto noi e che non erano state messe per funzionare. Così, segretario? Ora poi se possiamo un po' anche darci e poi possa decidere di no. Sentiamo quali sono gli emendamenti. Sì, gli emendamenti che volevamo proporre sono relativi all'articolo 2, lettera F, la lettera F dell'articolo 2 in relazione ai parametri economici per chiedere l'accesso a questo prestito d'onore. Perché la lettera F dice essere in possesso di un'attestazione con valore ISEE in corso di validità alla data di scadenza del bando e successive modificazioni e integrazioni non inferiore per l'anno 2016 a 2.500 euro e non superiore a 20.000 euro. Negli anni successivi i valori ISEE saranno determinati dalla giunta comunale. Invece anche su indicazione del coordinatore del sociale della USL, la dottoressa Simonetti, si voleva ridurre questa forbice e abbassarla invece che dal 2005 a 0, perché visto che questo prestito d'onore è per andare incontro, diciamo, a situazioni impellenti di povertà eccetera, sembra più a livello di giustizia sociale abbassarlo anche a cioè da 0 a 12.000. Però nel regolamento l'emendamento che si propone è di che non sia il regolamento a fissare questi parametri, ma che sia la giunta annualmente a già contemplato dal funzionario della prima che c'è scritto. Negli anni successivi valori saranno determinati dalla giunta comunale. Quindi per quest'anno la variazione è, invece che da 2005 non superiore a 20.000 è da 0 a 12.000, cioè prendiamo la fascia proprio più povera. Avevamo incluso in questa maniera la fascia da 10 a 2005, ma c'è gente che non c'ha nemmeno, cioè c'è un reddito zero, quindi magari avevamo escluso proprio la fascia di povertà più povera, cioè quindi in questa maniera l'abbiamo aperta dalla fascia di povertà più povera agli 6. Io credo non sia una cosa di casa comune da parte dei consiglieri
si ammette a fare questo, no? Si apre a una fascia più povera. L'altro emendamento riguardava l'articolo 10, rubricato inadempienza nella restituzione, e l'emendamento che si propone è di di stabilire come extrema ratio in via residuale la possibilità, laddove il debitore non abbia soldi liquidi per rimborsare il comune che gliel'ha anticipati, possa chiedere, non avendoli, l'accesso a un lavoro, questi lavori sociali, socialmente utili di pubblica utilità. Questi sono i due emendamenti. Tanto residuale però. Sì, in via residuale, cioè non è che viene demandato al lavoro, cioè alternativo, cioè ho i soldi però scelgo di fare il lavoro, cioè se uno ha i soldi da rifondere rifonde, se invece non ce li ha in via residuale quindi può adempiere alla prestazione mediante i lavori socialmente utili. Questi sono i due emendamenti che si propongono. La prova? Il magistrato delle contrade fa una variazione allo statuto del palio, no, con le relative. Le modifiche che il magistrato propone al regolamento le indica in questi punti. All'articolo 6 lo modifica con entro il 1° gennaio di ogni anno le contrade comunicano al magistrato la composizione del proprio consiglio direttivo. Le variazioni devono essere comunicate ogni volta che si verificano perché hanno aggiungono, ogni volta che si verifica, e aggiungono, alternandosi ogni anno in senso antiorario, comunicano anche i nominativi dei responsabili del corteo del magistrato. Che vuol dire questo? Che nominano il consiglio direttivo e la composizione. Per quanto riguarda invece i personaggi che poi parteciperanno a queste manifestazioni, hanno già individuato l'ordine ora e in senso antiorario girano ogni anno, cioè la contrada di Borgo che ha comunicato la composizione del consiglio direttivo, io questa non l'ho capita perché devono girare in senso antiorario, però se c'era luce lo spiegava, ma io non ho tentato di farmela spiegare, ma non l'ho capita lo stesso. Diamola per buona perché poi l'ho gestito con loro. La seconda è il rettore È il capo dei legali rappresentanti del magistrato, egli dirige le attività del magistrato, convoca e presiede le adunanze, stimola e coordina il lavoro delle contrade, concilia le vertenze tra di esse, vigila sull'osservanza del presente regolamento, a cura del registro dei pali e del registro d'onore della festa, coordina e presiede la commissione di controllo della corsa del palio, nomina responsabili dei figuranti del magistrato e incarica per un anno presentati dalla contrada del turno. Poi al capitolo 5, al capitolo 5, sottocapitolo 5.1, la giuria del palio è composta da 3 persone esterne alle contrade nominate dal magistrato. Le spese sostenute dalla giuria per lo svolgimento del mandato saranno sostenute dai magistrati e rimborsate dall'amministrazione comunale dietro presentazione di idonea documentazione dettagliata fino all'importo massimo di 500 nel caso in cui la spesa sia inferiore
e il contributo sarà rimodulato. Queste dovranno essere scelte fra soggetti di dubbia imparzialità in possesso di varie conoscenze in materia sulle quali verranno chiamate a giudicare. Capitolo secondo, sottocapitolo 5.2, articolo 1. La giuria del Cupello è composta da 3 persone esterne alle contrade nominate dal magistrato. Nominate dal magistrato. Sono queste modificate. Le spese sostenute dalla giuria per lo svolgimento del mandato saranno sostenute dal magistrato e rimborsate dall'amministrazione comunale dietro presentazione di ogni documentazione dettagliata fino a un importo massimo di lire 500 nel caso in cui la spesa sia inferiore il contributo sarà rimodulato. Queste dovranno essere scelte da soggetti di dubbia imparzialità e in possesso di varie conoscenze della materia sul quale saranno chiamate a giudicare. La giuria entra in carica dalla processione dal 17 agosto alle ore 20:45 fino all'assegnazione dello stesso Cupello. Capitolo 6, articolo 2. Il corteo aperto dai figuranti in costume storico del magistrato, allegato 1, premio Cupello. Seguono i figuranti delle contrade, del numero e della specie e dei costumi approvati dal magistrato. Ogni contrada ha 1 o 2 responsabili che mantengono l'ordine della sfilata. Tutto il corteo viene coordinato da un responsabile generale nominato dal magistrato che dà disposizione ai responsabili di contrada del magistrato. Il responsabile generale dovrà appartenere a una contrada diversa da quella dei responsabili del corteo del magistrato. Di dare atto che in riferimento alle modifiche apportate si approva il nuovo regolamento del palio delle contrade e della festa degli statuti così come allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. Di notificare copia del nuovo regolamento alle contrade della persona del suo difensore. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a seguito di separata votazione in nome dell'articolo 134 di decreto legge 18/8/2000 numero 267. Questo il sindaco propone questo su proposta del magistrato delle contrade. Chi è bravo nelle contrade ha capito tutto, io non ci ho capito sicuramente tutto, quindi vi ringrazio. Chi approva chi approva per immediata esecutività va benissimo. Bene, Consiglio Comunale è finito, auguri di Ferragosto a tutti.